Vince Miss Archi di Pasqua di Pane 2012 la numero 6, Ilenia Di Franco. Grazie mille, complimenti, grazie. Standing ovation, voglio un applauso globale di tutta San Biagio Prato, Sant'Angelo Muzzaro. Miss Archi di Pasqua 2012 è Ilenia Di Franco. È stata una bellissima serata, non me l'aspettavo, mi sono divertita tanto, è la prima volta che faccio una sfilata e sono molto felice. Per conoscerti meglio, chi è Ilenia Di Franco? Cosa fai nella vita? Raccontaci di te. Allora, io è da 2 anni che mi sono diplomata e adesso sto facendo un corso per l'infanzia e ora a breve finirà e vediamo cosa c'è da fare. Prima volta sulla passerella? Sì, la prima e unica. È stata un'esperienza molto bella e anche lo scorso anno ho partecipato al concorso giungendo seconda e volevo riprovarci perché comunque l'organizzazione a mio parere l'anno scorso era stata ottima e quindi anche quest'anno sicuramente lo sarebbe stata comunque. Ne ero certa ed è per questo che ho deciso di partecipare e finalmente giungendo la fascia di Miss Sensualità. Molto spesso mi hanno detto che durante le passerelle in cui sfilo come modella mostro un'accurata sensualità ed è per questo motivo che penso che la mia fascia mi si addici molto. Che bilancio possiamo tracciare di questo evento? Beh, è stato un evento certamente positivo e che appunto serve ad arricchire quella che è già la nostra ricca manifestazione degli Archi di Pasqua. Una manifestazione che comunque anche ha una tradizione folcloristica, culturale che rispecchia il nostro paese da tantissimi anni e quindi è bello valorizzarlo ogni anno con qualcosa di nuovo. L'anno scorso abbiamo iniziato questo percorso, abbiamo appunto iniziato per gioco e siamo già arrivati alla seconda edizione. Anche quest'anno è stato molto bello, abbiamo fatto una bella sfilata e mi auguro che come prima Miss in carica questo titolo possa succedersi ancora negli anni. La festa degli Archi di Pasqua si conclude nel migliore dei modi qui a San Biagio Platani. Sì, quest'anno abbiamo voluto concludere con questa bellissima sfilata e con la premiazione della Miss Archi di Pasqua, una ragazza che effettivamente merita questo titolo. Siamo contenti di come è riuscita tutta la serata, anche se abbiamo deciso poi di tenere gli archi fino al 6, quindi fino alla domenica, anche se era predisposto solo fino al 1° maggio, poi grazie anche alle richieste da parte soprattutto delle scuole abbiamo deciso di allungare fino al 6 maggio. Facciamo un bilancio di questa edizione. Sì, il bilancio, diciamo che è stato un bilancio positivo. Certo, c'è sempre da migliorare, bisogna migliorare e cercare di avere dall'esperienza trarre quindi degli insegnamenti. Sicuramente gli errori che abbiamo fatto quest'anno cercheremo di evitarli nel prossimo anno e cercheremo di migliorare questa festa degli Archi di Pasqua. È una festa che effettivamente merita e che vogliamo che venga conosciuta in tutto il mondo e che molta gente ci possa venire a trovare, anche perché è effettivamente la risorsa principale del nostro paese e ne dobbiamo ingigantirla maggiormente. È andata bene, credo, anche quest'anno abbiamo concluso gli Archi di Pasqua con l'elezione di Miss Archi, abbiamo completato questa cornice fantastica degli archi con la bellezza di questo concorso. Lo spettacolo offerto dalle donne di Ararat è stato a mio avviso pari alla bellezza che ha offerto poi la vincitrice. Speriamo che sia di buon auspicio e di una buona continuazione per rifare di nuovo la manifestazione del prossimo anno, anche perché credo che ha riscosso un discreto successo. E ringraziamenti. Ringraziamenti soprattutto a tutti gli sponsor che hanno permesso di fare tutto ciò. Il lato economico è antipatico, però è quello che ci vuole per fare queste cose, quindi un ringraziamento particolare alla Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani che ha finanziato il tutto, a tutti quelli che si sono impegnati e hanno partecipato attivamente, al Comune di San Biagio Platani che come al solito è stato l'artefice dell'organizzazione di tutto ciò.